Nonostante sia la primizia per eccellenza della stagione, a qualcuno il radicchio in questi giorni sta andando di traverso. Parliamo dei commercianti di Piazza Giorgione a Castelfranco, che contro la verdura, che rende celebre la marca nel mondo, in sé non hanno nulla, ma da ridire sicuramente hanno qualcosa riguardo all'enorme stand della Proloco che da martedì fino al 22 dicembre occuperà buona parte degli stalli di Piazza Giorgione per ospitare la fiera del radicchio variegato. Il risultato? Pochissimi clienti nei negozi che si affacciano subito al di fuori delle mura della città del Giorgione. Da martedì praticamente che hanno montato il capannone e noi non lo apriamo perché non c'è parcheggio nella piazza e oltretutto non c'è attività perché comincia solo da stasera e praticamente siamo danneggiati parecchio. I commercianti hanno deciso di far sentire la loro voce tra di loro. Hanno raccolto 60 adesioni ad una protesta che in serata vedrà spegnersi le luci di vetrine e luminarie natalizie. Viene chiuso le luci di tutti i negozi per proteste, per vedere se si muove qualcosa. Gli affari, in uno dei periodi chiave dell'anno per gli esercenti, risultano quindi compromessi dalla decisione di piazzare proprio in piazza Giorgione lo stand, privando così i cittadini della possibilità di parcheggiare. A pagare le conseguenze sono però non solo i titolari dei negozi, ma anche i loro dipendenti. A fine di questo discorso vedremo quant'è la perdita. Preoccupatissimi sono anche i nostri dipendenti e tutti quanti degli altri negozi, in quanto hanno avuto un calo nelle ore lavorative e si aspettano di essere licenziati da un momento all'altro. Sarà dunque un sabato prenatalizio a luci spente. Rivolgendosi ad amministrazione ed Ascom, i firmatari della protesta sono convinti che sarebbe bastato qualche piccolo accorgimento per evitare di scontentare la categoria. La soluzione secondo me è o farlo in un altro posto oppure farlo in un altro periodo dell'anno. Io ho parlato con l'assessore al commercio ieri e mi ha detto che non è possibile perché non lo so. Ma perché lui dice che il radicchio c'è solo adesso, non credo sia proprio così.